Si è tenuta a Ronchi dei Legionari l'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, un incontro programmatico per approfondire le nuove sfide elettorali, le proposte politiche e la campagna referendaria. Andrea Rinaldi. Una preziosa opportunità di approfondimento che ha analizzato i prossimi appuntamenti elettorali, indicando le linee politiche da seguire per il Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia. L'Assemblea regionale pentastellata ha voluto affrontare anche alcune criticità irrisolte della nostra regione attraverso un intenso dibattito tra amministratori iscritti e semplici cittadini, con tavoli tematici su sanità, lavoro, sicurezza e pianificazione territoriale, con particolare attenzione al problema dell'immigrazione. Un confronto che ha prodotto una serie di proposte concrete da sottoporre al governo regionale e alle amministrazioni locali per sdoganare le problematiche principali che investono il territorio. L'importante era capire qual era l'orientamento della nostra comunità e tracciare quelle che possono essere le direttive principali su cui poi andare a discutere con le altre forze politiche. Sul piano politico, i pentastellati hanno ribadito il loro no al referendum di fine marzo sulla separazione delle carriere nella magistratura, la contrarietà alle scelte economiche che sta attuando il governo Meloni e quelle della giunta Federiga, soprattutto in tema di sanità. L'obiettivo, è stato sottolineato più volte durante i lavori, sarà quello di rilanciare il movimento nel nord-est con politiche economiche già sperimentate. Raccontando meglio le cose che abbiamo fatto quando avevamo responsabilità di governo, quanto siamo stati vicini alle aziende, soprattutto nel periodo Covid, tutti gli incentivi e quanto abbiamo consentito agli imprenditori di investire.